Pellegrino Artusi, il ristorante a Riccione, succursale di Forlimpopoli, che immagino tu, Cristina, conosca. Certo che sì, da Forlivese come posso non conoscere, anzi oserei dire da Romagnola, quindi la succursale in Riccione che ho avuto modo di conoscere questa sera, devo dire che è un'ottima idea per, diciamo, trasportare, anche se pur di pochi chilometri, quella che è la tradizione culinaria romagnola. Ecco qua. Beh, no, grazie perché essendo tu una presentatrice RAI che nasce praticamente con la radio della RAI, cioè tu hai fatto il percorso inverso, no? Rispetto, che so, quelli che magari sono partiti nelle radio private, sono cresciuti, sono arrivati nei grandi network, tipo non so, Andrea Pezzi, che poi è andato addirittura in televisione partendo da Radio Zero. Tu invece partendo poi dalla RAI, poi magari hai fatto anche qualche trasmissione su Radio Milano TV, come anche Radio Studio Più, certo. Una delle radio che abbiamo coinvolto tra l'altro nei 40 anni della radio. Quindi estate 1976 è la domanda che abbiamo fatto a tutti e a tutte, ecco, quindi poche ma comunque buone, nel senso che comunque ci sono anche le disc jockey e le speaker. Quindi è estate 1976, ricordi qualcosa? Io sì, come adesso, perché io ero una bimba delle radio libere. Quindi nel Forlivese io ricordo che col mio radiolone ascoltavo perennemente tutte le varie emittenti locali che erano poi nate quell'anno e quindi il mio divertimento era passare da una frequenza all'altra, da un pezzo di disco music all'altro, quindi ho questo ricordo bellissimo che poi ha, diciamo, radicato la mia vita e la mia passione. Quindi una discotecomane. Intanto ci chiedono che cos'è sta roba, cioè stiamo facendo, è vero, di solito a quest'ora che è praticamente mezzanotte, fra appunto l'anniversario, il quarantennale della emittenza privata, perché poi tu addirittura hai fatto prima la televisione della radio, sì. Cioè, quindi, ecco, quindi è il compleanno di tutte e due. Io mi preoccupo, come hanno scritto i giornali, appunto della radio, perché fondamentalmente sono radiofonico, anche se in questo momento stiamo facendo delle riprese. Grazioso, anche perché poi sono le ricette appunto artusiane. Sopra c'è l'ex Diabolica che potrebbe tornare, comunque Diabolica, o comunque in quell'ambiente potrebbe essere, come dire, un ristorante ecco. Si presta benissimo, è rimasto quell'atmosfera prettamente anni 70-80 dei club, quindi questo, già l'aria che si respira rievoca gli anni dove sono nate appunto anche le radio libere e anche le televisioni private. Giustamente come dicevi tu prima, Elio, io nasco prima come televisione per poi passare alla radio, diversamente da come succede con tanti personaggi che invece partono prima dalla radio per poi approdare alla televisione. E devo dire che il mio è stato un percorso inverso, scusami, ma in realtà dettato dalla musica, quindi la musica in televisione trova più a fatica spazio, diciamo, e quindi invece la radio puoi veramente spaziare, soprattutto nelle radio libere. Ecco, quindi la tua, visto che tu sei una sorta di intruso a questa rievocazione appunto del quarantennale, perché è come dire, l'insieme comunque ha voluto, no, l'insieme di queste radio, queste prime 150 radio, ha voluto contrastare il monopolio, diciamo, della RAI, sì. Quindi ecco, diciamo, una sorta di intruso. Ci ha fatto molto piacere averti con noi, anche perché appunto hai trasmesso comunque in radio, quindi la tua prima trasmissione radiofonica, no? Te la ricordi? Come no, me la ricordo benissimo, Rai Radio 1, e devo dire che è stata una grandissima emozione. Ho capito subito che la radio poteva fare per me, perché comunque era dettata la grande passione, come ho detto prima, legata alla musica, ma soprattutto è stata una grandissima emozione perché in radio, avendo un muro davanti, veramente devi immaginare tanto, devi creare quell'empatia con il radioascoltatore e quindi veramente apre la mente, apre questa creatività che è una cosa molto diversa dalla televisione. Bene. E riesci a proporre in Rai la disco music o hai dovuto organizzare un festival della disco per rifarti? Ahimè, Rai Radio 1 la disco music era veramente difficile da proporre, a meno che non si proponessero i cavalli di battaglia nel mio programma notturno che avevo fatto. Comunque
era caffè ristretto, ho fatto 2 edizioni estive, quindi era un programma notturno, quindi c'era più possibilità di poter proporre anche altri generi musicali che esulassero quindi dal pop. E però la mia grande passione non è finita in radio, infatti ho ricreato il Festival della Disco Music 2 anni fa a Gabice Monti, Disco Diva, ho avuto questa idea che poi l'amministrazione comunale ha sposato, e una grandissima storia, un bellissimo format che quest'anno ha coinvolto più di 10.000 persone. Abbiamo avuto ospiti internazionali quali Ronnie Jones, Claudia Berri, i mitici La Bionda, l'edizione scorsa Santa Esmeralda con Gibson Brothers, e soprattutto tanti DJ che hanno fatto la scuola della disco music, e tanti hanno anche lavorato appunto nelle radio libere. Quindi complimenti alla forlivese, insomma, di nascita, che ora è stata adottata dalla provincia di Pesaro, perché Gabice è al confine, quindi fra la Romagna e appunto le Marche, e quindi adesso abiti là. Ecco, quindi... Anche a Forlì ogni tanto faccio base, perché comunque il cuore e la famiglia c'è a Forlì. Bene, grazie Cristina. Grazie a te Elio, ciao.